Si è concluso con un netto 6-3 in favore dei padroni di casa, il primo concentramento di mini rugby svoltosi presso la pista di atletica di Vittorio Veneto domenica 29 aprile. Il Vittorio Rugby Under 12 si è imposto così sugli avversari del Pordenone, al termine di una giornata che ha visto partecipi anche le squadre di Oderzo e di Bibbione. Molti ragazzi presenti, così come i genitori che li hanno seguiti in vesti di tifosi. Una giornata che al di là dei risultati ha avuto per protagonista la sportività e il rispetto tra i giovanissimi giocatori. Com'è finita la partita? Benissimo, abbiamo vinto di 3 punti. Con i placcaggi e i passaggi. Chi è stato più bravo, la squadra o il singolo? La squadra ovviamente, perché abbiamo messo tutta la nostra forza che potevamo, dopo abbiamo anche fatto gli schemi e tutto. Una partita bellissima perché grazie ai nostri compagni abbiamo vinto, anche se contro l'Oderzo abbiamo perso, ma però dopo abbiamo con la forza della squadra abbiamo recuperato contro il Pordenone. Però mi dispiace che il Bibbione non c'era, se no avremmo anche giocato contro di loro. Quindi non si vince sempre, l'importante è? Partecipare E vincere! andare a mangiare, Divertirsi! Quanto è importante allenare un gruppo di ragazzi? È fondamentale, veramente, è una cosa bellissima per me allenare questi ragazzi qui e sono orgoglioso di loro e spero che continueranno fino a 40 anni a giocare. I valori di questo sport? 45! Il valore del rugby secondo me non è uguale, non c'è sport migliore di questo, per fratellanza, per spirito di squadra e tutto il resto, non c'è storia, sinceramente. Togli gli occhiali, dai! Non prendete paura adesso. Mi piace! Pipì! Ora! Pipì!